Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo pronti, il derby del Cume, Venezia, Milan, ovviamente forza Venezia, Milan non ha un cazzo da fare, noni siamo e noni restiamo, siamo in finale di Coppa Italia, che bello, vaffanculo, Cardinale devi vendere, vendere, vattene, ma forza Venezia, cioè dobbiamo salvarci raga, Milan, Venezia, fiori, tutta la vita Venezia, cioè non c'è storia, è così punto. Chiaramente sì, è sempre il Milan, quindi sarà difficile urlare Milan, Milan vaffanculo, però è chiaro che dobbiamo vincere assolutamente, quindi Venezia sopra tutto, dai fiori, quindi mi dispiace Milan, ma only Venice. Poi è un palo purtroppo, vabbè, questo fa un po' male, ma va bene. Ciao Sheva, ti amo comunque, anche perché qua ricordiamolo che c'è sempre. Guarda Andri, regalaci un sogno. Venezia. Ragazzi, carichi al top, maglia Venezia e si gode, fiori. Speriamo bene. Eccola qua. Cina Spritz. Vai. Ragazzi, eccoci qua. È domenica, guardate. Dark Side of the Moon, no, lo sfondo Venezia perché porta sfiga. AC Milan e Venezia, non dovete eliminare, dovevo metterla. Quindi siamo carichi, fiori. Doppio braccialetto, ma cuore arancione nero verde oggi. Mamma mia, 9:47 di domenica 27. So finito, figo sonno. E niente, veniamo dal pareggio pasquale contro l'Empoli. Un pareggio giusto, alla fine all'86esimo 2-1 per noi, che credevo, ma vabbè, possiamo perdere perché ho tirato giù qualche santo a Pasqua, non va bene. Adesso però siamo qua, a un punto dalla salvezza. Tutto è possibile. Lecce, Venezia e Empoli. Solo una di queste tre si salva. E vediamo, il calendario ce l'ha durissimo Venezia, durissimo Lecce, un po' più abbordabile Empoli, però l'Empoli è quella forse più in crisi per certi versi, e poi il Lecce a Giampaolo se l'hanno esonerato adesso, quindi il maestro è sempre il maestro. Comunque le possibilità ci sono, nulla è impossibile, anche oggi contro il Milan si può vincere al Penzo, comunque far punti, stessa cosa in casa con la Juve l'ultima e in casa con la Fiorentina, sono squadre che possono vincere con tutte o perdere con tutte. È chiaro che devi fare una vittoria anche esterna col Torino o col Cagliari, e tra le due è più semplice il Torino, che non ha più, diciamo, angosce di classifiche, un po' a metà classifica e fanculo. Oggi speriamo di trovare, ragazzi, la sciarpa celebrativa metà Venezia, metà Milan, speriamo bene. E niente, sono tesissimo perché oggi per la prima volta comunque il mio cuore non è con la C Milan di Milano, dobbiamo vincere, se Venezia deve vincere, noi dobbiamo vincere. Perché noi in questo momento siamo il Venezia. Il Milan ormai si è fatto la Coppa Italia, gode. Abbiamo tolto il triplete all'Inter, che vabbè, che soddisfazione di merda, se ne frega. Io penso alla mia squadra no, all'Inter sinceramente, per il campionato noni siamo e noni restiamo. Al massimo ottavi, quindi non conta niente. Quindi oggi per favore Milan, devi giocare come sempre. Come hai fatto quest'anno in campionato, una merda, così il Venezia può vincere tranquillamente. E basta, insomma raga, so coppato con un sonno da morire. Adesso mi riposo un po', mi trovo con Giorgione, faccio due ciaccole. Non ho la forza di registrare nient'altro, ci becchiamo direttamente al Penzo per trovare sta cacchio di sciarpa celebrativa, se ce la fanno anche questa volta, perché con l'Inter l'ho vista, bisogna vedere col Milan, speriamo. Raga, a dopo, ho sonno, ciao. Ragazzi, siamo vicini. Adesso devo sgomitare per prendere la sciarpa, Giorgione. Speriamo bene. Eccola qua, sì, speriamo. Ciao, questa ce l'avete? Allora, mi stanno arrivando. Ok. E l'abbiamo terminate subito. Ok. Quindi se hai tempo 10 minuti, massimo un quarto d'ora mi arriva. Vabbè, sto qua allora, dai. Sì, sto qua. Grazie. Vedi un ragazzo con un paccone, sai che sono arrivato. Ok, aspetto qua. Grazie mille. Per il panico. Sì. Ti ho detto, hai visto? Avevo ragione, finite subito. Dai che ci siamo. Niente, grazie. Aspetta che c'è una signora che mi ha già pagato. C'è tensione Giorgio, c'è tensione. 18 se ha la tessera, se no se ha la tessera 15. Ok. Sì. Ho la tessera. Hai la tessera 15 allora? Sì. E me ne puoi dare due? Per me addirittura. Vorrei.
Te voglio bene, amore mio. Eccoci qua. Eccola. È veramente fatta bene, ragazzi. Te la godi a cannone. Sciarpa celebrativa. Adesso bisogna vincere però, Eccoci qua. Eccoli qua. No, andiamo in D, andiamo in D. Ma siamo a perderla. Sarebbe fortissimo. Ma sono tutti a testa, ragazzi. Dai che entriamo. Eccoci. Con la testa. Sì, sono tranquillo. Beh, una ragazza che conosco. Però stanno bene i colori insieme, Molto belli di Veneziante. Sì, anche il bianco e nero dietro. Aiuto. Eccoci qua. E si gode. Ragazzi, che siamo solo per la maglia comunque, come giusto che sia, però oggi siamo focalizzati qua. Leoni! Radu! Con il numero 2, Parigi! Candé! Con il numero 4, il capitano! Lide! Con il numero 5, Litiano! Haps! Con il numero 6, Gianluca! Busio! Con il numero 10, Gian! Yeboah! Con il numero 14, Ant Nicolussi! Caviglia! Con il numero 17, Jake! Come? Con il numero 18, Daniel! Fila! Con il numero 24, Alessio! Zerbin! Con il numero 25, Soler! Citien! Eusebio! Di Francesco! Dai ragazzi! Vai Fioi! Aia! Subito gol di Pulisic. No, ma che sbaglia. Ma ti sei sveglia oggi? Sei sveglia? Dai ragazzi. Mamma mia. E gli ho giocato, sbaglio.
Dai che la cassiamo. Attesa. No, mamma mia! Peccato. Dalla! Che gol! Basta Sito! Jebo! 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 Boh! Cos'è? No! Vattene, vattene, Vinale devi vendere, vattene, vattene. Vinale devi vendere, vattene. Dai che lo cassiamo! Finisce il primo tempo, alla fine un tiro, un gol, stavolta. Bravi, bravi! Dai Ristagno, dai! Dai! No, non ci credo! No, non ci voglio credere, Dio Cristo! Ma va a fare in culo! Dai, mettila bene! Lo schema vinceva, che dai! Solito schemi nostri, bellissimi. Che cazzo di schema. Vai te, smella! Niente, neanche questa. Dai, dai! Ma non ho neanche visto! Gol di Jimenez, ma non ho neanche vista! Ma cosa ha fatto? Grande cagata. Giorgio, invece è uno, va, i coglioni pieni. Che sporo, che do coglioni. Ladri, 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 ladri. Ok. Non ho parole.
Permesso il secondo gol. Non ho parole. Permesso? Finisce qua, non ho parole. Non ho parole. Ciao a tutti. Possiamo ancora salvarci secondo me, però questa, boh, non ho parole.